Approda in Consiglio regionale l'indagine sui presunti foreign fighter sardi che vede tra gli indagati per associazione terroristica Pierluigi Caria, il 33enne nuorese, attivista dei movimenti politici indipendentisti sardi. Caria è stato privato del passaporto dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo di Cagliari che, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla Digos dalla Questura di Nuoro, ipotizza un suo coinvolgimento nel conflitto siriano come militante in formazioni che appoggiano la lotta dei curdi contro l'ISIS. I consiglieri regionali Francesco Agus, primo firmatario, Anna Maria Busia, Emilio Usula e Paolo Zedda hanno presentato nell'Assemblea sarda una mozione che chiede una presa di posizione del Consiglio regionale sulla vicenda. La mozione chiede un pronunciamento univoco della massima Assemblea sarda su temi cari a ogni democratico e sui quali la nostra attenzione non deve mai venir meno: le libertà civili, la democrazia, l'autodeterminazione dei popoli, il sostegno alla lotta all'ISIS e a tutte le forme di terrorismo, rileva in una nota Agus. Quanto avvenuto all'indipendentista sardo e agli esponenti delle associazioni sarde che si occupano di cooperazione, solidarietà internazionale e tutela delle minoranze etniche merita che l'attenzione del Consiglio regionale si aggiunga a quella già espressa dagli organi di informazione sardi che in questi giorni con serietà e senza ambiguità hanno seguito la vicenda, conclude Agus.